Come stai? Bene, bellissimo vederti in questi momenti anche topici. Anzi, aspetta un attimo, fammi vedere a posto di topici. Sono i momenti. Sei perfetto. Quant'è? 35 ore. 35,8 che si sappia. Insomma, come stai? Tutto bene, tutto bene. Qui, guarda, qua c'è, posso dirtelo? Come potevi Dei ricordi, qui ce n'ho parecchi pure io. Sì, Però ne posso- parecchi. dei parecchi. Senti, allora, questa è la prima uscita che facciamo con Soundtrack City fuori dallo schermo e via bellissimo. dicendo. E io l'abbiamo proprio pensato di farla. E noi ti ringraziamo perché figurati. lo dico, questa qui è la Stone Recording Studio di Roma. Come vedete sulla parete qui di sinistra e quella pure di destra, qui ci sono alcune foto che Marco ha messo dei suoi lavori e delle sue collaborazioni. Insomma, c'è una parata di nomi di quelli importanti. Ci parli di qualcosa di loro? Ce sono talmente tanti. Guarda, quello che è il bello qui, che ogni fotografia, che queste l'ho scelte come metterle, ogni fotografia parla proprio di un progetto che particolarmente mi ha preso. Vabbè, questa qua, questa è del 1900. Insomma, qui stavamo missando le musiche del Postino, No. che ha vinto l'Oscar, per cui era il 1900. E qui poi c'è una storia con Bacalov che poi entrando dentro ci mostrerai. No, per cui poi questo qui con Pino Donaggio e Brian De Palma. Ecco. Poi vedo che queste sale dove invece fai queste riprese di orchestra invece non è qui, ma poi ce ne parlerai meglio, ma dove invece è? Praticamente questa qui, perché oltre in Italia andiamo a registrare pure fuori. Esatto. Questa è Sofia, Sì. questa è Kazakistan, Sì. questa sempre Sofia. Insomma, principalmente vado a Sofia, però ecco, dove il progetto richiede quel determinato situazione si va. Esatto, Per esatto. cui- Vedo Piovani, vedo veramente questo mondo e quest'altro. Andiamo su questa. Scusami, non parliamo del mitico Trovaioli. Assolutamente. Cioè sono persone che anche, a parte come compositori, ma umanamente sono delle persone meravigliose, per cui... Sì, e poi Marco fa vedere di tanto in tanto sulla sua pagina Facebook anche dei video che tu hai fatto all'epoca. Io mi ricordo, ne ho visto uno ultimamente con Trovaioli, un altro con Morricone e Margherita Fontrotta, quindi insomma questo non è solo uno studio di registrazione, è quasi un museo. E anche questo qui è perché Manuel De Sica era una persona, anche lui purtroppo alcuni di loro ci hanno lasciato, insomma, però siccome non lavori da pochi giorni, no, capita anche questo. Ecco, qui c'è dell'altro, che qui ad esempio vedo Pino Donaggio, vedo Plenizio lì, Dario Argento, sempre Bacalov, poi vedo Rubini lì, Stefano Menetti, insomma. Andrea Guerra di sotto, un giovane Andrea Guerra. Sì, quello era qualche anno fa, insomma. Va bene, quindi allora oggi caro Marco, insomma, ospite, tu ci hai ospitato e noi ti ringraziamo di questo, ma c'è un ospite che insomma credo che tu conosca molto bene, trattasi di Andrea Morricone, con quale tu immagino hai lavorato non solo col padre ma forse anche col figlio, molto spesso da quanto io so. Parlaci un po' di qualche lavoro che hai fatto con loro. Ma Andrea lo conosco dagli anni 90, quando che aveva il suo gruppo, faceva le prove di direzione dell'orchestra, eccetera, eccetera. E in questi anni parecchi lavori l'ho fatti anche appunto in Bulgaria, oltre che qua. E non mi chiedere i titoli perché non mi ricordo. Sì, no, sinceramente. Lo so che... Però ho lavorato tante volte e Andrea quello che ha è che è una sensibilità enorme, per cui molte volte non riesce a discindere il discorso musica da realtà, per cui si fa molto prendere e ti coinvolge anche moltissimo. Per cui bisogna dalla parte nostra cercare di rimanere con i piedi per terra, perché altrimenti se andiamo nel suo entusiasmo perdiamo. Però ecco, con lui pure abbiamo fatto tantissimo. D'altronde voglio dire, è anche normale perché la sua vita si intreccia con la musica in maniera totale, importante e totale. Con un padre del genere, quindi per forza.
quindi Va sono bene, contenti. grazie Marco, È un grande Stone piacere. Recording Studio Roma, a tra un po' con Andrea Morricone e Massimo Privitera. Salve a tutti, buonasera. E allora, come abbiamo già anticipato e introdotto, abbiamo qui davanti a noi Andrea Morricone. Ciao, ciao a tutti, grazie grazie a voi. Grazie di essere venuto. Davvero un piacere. Allora, io direi, Massimo, introduci te il prestigioso ospite che abbiamo qui. Ok, abbiamo il piacere di avere, come ha già detto Marco, Andrea Morricone, di cui parleremo non solo del suo rapporto con la musica per immagini, ma con la musica tout court, che è una cosa fondamentale. E poi ovviamente parleremo di alcune sue composizioni per il cinema. Ha collaborato con Giano Montaldo, ha collaborato col figlio di Bolognini, con Andrea, quindi da padri in figli, da Ennio Morricone con Mauro Bolognini, grandissimo sodalizio, quasi 15 film insieme, e poi ad Andrea con l'altro Andrea, quindi neanche la casualità dello stesso nome. E poi un film, anche film per la televisione come L'Inchiesta, ma soprattutto mi vorrei focalizzare poi sull'Industriale, che ritengo una colonna sonora incredibile, dove c'è proprio la cifra stilistica di Andrea Morricone che prevale prepotentemente nel film. Tra l'altro un film molto molto intenso, con un Pienfrancesco Favino incredibile. Ma togliendo questo, poi anche il rapporto che ci eravamo un po' detti del risuonare la musica, una parola importante, risuonare la musica che nasce per le immagini ma poi viene portata in concerto e quindi tramuta, si trasforma letteralmente. Da cosa vogliamo iniziare, Andrea? Siamo tanti libri, tranquilli. Guarda, anzitutto grazie dell'introduzione, della bellissima overture che tu hai voluto esprimere. Grazie di essere qui, di invitarmi a questa bellissima trasmissione. E sono emozionato, lo sapete perché? Perché quando ci sono tante cose da dire, o quando uno vorrebbe dire tante cose, ti senti un po' naufragare, no? E quindi ti sarò veramente riconoscente se vorrai aiutarmi di volta in volta a darmi delle idee su cui io posso interfacciarmi con te, con te, e dialogare naturalmente, perché la musica è immensa, infinita, e chi fa musica nella maniera giusta si sente piccolo rispetto a qualcosa che è inesauribile, come sono le possibilità appunto di scrivere un tema, di armonizzarlo in una certa maniera. Si può armonizzare in varie maniere un tema musicale, sta di fatto che a mio avviso c'è una maniera più idonea, soprattutto se questa è congeniata relativamente a un preciso organico. Naturalmente sono a disposizione un'orchestra d'archi con i fiati, legni, ottoni, posso permettermi delle cose che certamente non farei con un organico cameristico. Quindi ci sono tante questioni di cui parlare. Ecco, questo per esempio è una. Ecco, cedo a voi la parola. Ok, io visto mi attacco un po' a questa tua affermazione, perché mi interessa soprattutto, visto che comunque tu hai avuto a che fare con le orchestre, con piccoli gruppi, ma tu diciamo che in prevalenza come ti approcci? Nel senso che pensi più alla coloriture, alle timbriche, e poi spalmi meglio il tema, gli dai una forza, una struttura orchestrale, o parti da un'altra modalità di approccio un po' più... Allora, io vorrei dire una cosa, naturalmente mi permetto, scusandomi, di non rispondere alla tua domanda, cioè di cominciare un discorso, perché proprio per rispetto a te e alla musica, per farvi capire delle cose, poi tornerò naturalmente sulla tua domanda.
e vorrei andare un attimo al pianoforte. Ok, ci Certo, intercambiamo. se mi Ma permetti. figurati, siamo liberi. Sto studiando quando ho il tempo. Però io vado nel frattempo. Sto studiando questa situazione. Ecco, quando si parla di questo frammento ho rapidamente, sì, gradirei, che ho rapidamente suonato, così ho accennato al pianoforte, si parla di un compositore di cui non faccio il nome per rispetto, naturalmente un grande classico, che si colloca al di sopra del tempo e stabilisce con la storia un rapporto talmente pregnante che la sua opera diventa immortale. Un octema esaein, cito Tucidide, appunto, famoso storico greco. Cos'è che rende un'opera immortale? È la capacità di contenere degli elementi geniali, degli elementi che non sono coniugabili solamente al rispetto dell'accademia, cioè delle regole appunto che vengono date in conservatorio, ma condensa in se stessa l'esperienza e la conoscenza di culture, le più diverse, le più varie, di culture musicali che abbracciano tutto il pianeta, che arrivano da tutti i paesi del mondo. Nello scusarmi evidentemente di non aver risposto alla tua domanda, Figurati, ma capisco. ma noi stiamo cercando di convogliare, e siamo d'accordo su questo, agli ascoltatori, il fatto che io non sono importante, quello che io penso, le mie risposte non basteranno mai. Quello che importa è la musica, la qualità della musica. Tutti noi operatori siamo al servizio della musica. Io, come gli altri che credono, che amano la musica come canale per convogliare alle persone emozioni, per sorreggerle nei momenti difficili, per dare un ideale etico, estetico anche, di bellezza, per parlare di civiltà, che in questa sede mi piace dire non è equiparabile al progresso, può essere anche tale. Il progresso esprime un altro concetto, la civiltà ne esprime un altro, perché la civiltà è il motore delle nostre azioni, delle nostre buone azioni. Il progresso è un obiettivo, un target verso cui noi tendiamo, e a mio avviso questi sono due fattori importanti per poi eventualmente intraprendere un'analisi della società di oggi. Infatti trovo molto interessante questo concetto appena espresso, no? Che mi richiama quasi all'etica della cultura, del fare musica, del scrivere, del comporre. Ecco, in questo senso appunto facevi questa differenza tra il progresso e la civiltà in qualche modo. Mi spieghi meglio questo concetto che trovo molto 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 importante, soprattutto oggi. Timidamente, tutto ciò che dico lo dico Certo. timidamente, perché sono pensieri che condivido. Mi riferisco a un grande scrittore latino, non dico chi perché non importa. Certamente c'è un'antitesi importante che viene fatta fra progresso e civiltà. Siamo nel primo secolo a.C. e viene asserito questo concetto, che è quanto mai immanente nel nostro tempo, nel contesto storico in cui viviamo.
Quindi mi fa piacere che mi fai questa domanda, grazie, perché oggi siamo costretti, obbligati a girare con la protezione al viso. Perché questo? Questo ci parla, ci dice che il nostro mondo, nel nostro mondo, non funziona qualcosa. C'è qualcosa che disturba. Auspico naturalmente, mi auguro che tutto questo naturalmente sarà risolto quanto prima, e questa cosa succederà. Sta di fatto che tutto questo, questa pandemia, questa sorta di situazione assurda che sta ancora molestando vari paesi, è qualcosa che non è congeniale alla natura umana. È un qualcosa che, a mio avviso, rappresenta appunto questa esasperazione del concetto di progresso, quindi lo smog, il culto per l'immagine, il narcisismo, tutto ciò che non corrisponde, cioè all'autenticità di una sostanza, di un messaggio che sia vero, che sia buono, che sia trasparente. Certamente nel nostro tempo, nella nostra realtà, ci sono cose magnifiche, ci sono persone che lottano per gli ideali. Pensiamo al cinema, il Festival del Cinema di Venezia, che è stato finalizzato in questa situazione. Un veicolo straordinario per convogliare l'attenzione delle persone dei film belli anche, e così la funzione dei vari festival, quello che sarà a Cannes, primavera prossima, eccetera. Voglio dire, la cultura si sta riattivando. È evidente che il mio discorso è emblematico, sto parlando di esempi su cui non occorre soffermarsi necessariamente sul fatto della pandemia, tra virgolette. Sto dicendo che oggi la vita certamente è un pochino più difficile, e alcune volte per accedere a un podio, a un'orchestra, il percorso è, tra virgolette, più faticoso, non perché l'orchestra si trova a 200 km da casa. Ecco, è importante, secondo me, è questo il consiglio che do: la forza di volontà, la capacità di credere negli ideali. E in questo caso non mi rivolgo solamente ai musicisti, mi rivolgo ai cittadini, mi rivolgo ai singoli individui, che devono essere animati da qualcosa in cui credere, qualcosa che non può che essere così per loro, è solamente in siffatta maniera che si può arrivare appunto a quello che noi desideriamo essere, perché ciascuno di noi, nil difficile volenti, chi vuole veramente raggiungere un qualcosa ce la può fare. Quindi il mio è un messaggio di speranza, evidentemente, una speranza che sia consapevole del nostro tempo, delle problematiche che ci circondano, perché è solamente attraverso la consapevolezza e la capacità di scegliere che si stabilisce e si può perseguire il concetto di libertà. La libertà è, a mio avviso, la capacità, dunque il piacere della scelta. Grazie. E io ti chiedo, ma quanta libertà musicale tu ritieni di poter avere o di poter conseguire? Perché è una cosa non facile, soprattutto nel rapporto, ovviamente tuo lavorativo, con l'immagine, perché l'immagine, quando ha dei cliché, ha dei paletti, ha delle sue peculiarità, musicalmente può essere aiutata, come può anche impedire al compositore stesso di aiutarla.
Quindi questa libertà come la vedi, come ti rapporti nei confronti proprio della musica, del tuo rapporto con la musica? Prima di tutto, ogni volta che mi propongono un film, dico, ma speriamo, com- voglio fare felice il regista. Per far questo, l'emozione, le sensazioni che io ho quando mi fanno vedere il film o mi fanno leggere la storia si traduce immediatamente in un atteggiamento di disponibilità assoluta. Chi fa il cinema deve sapere che è a disposizione di un progetto e è solamente attraverso il dialogo con il regista che si arriva a trovare una musica che sia attendibile per il film, per quella storia, per quei personaggi. Ciò comporta che se io faccio un brano di tante parti reali, scritte benissimo, come ti pare a te, ma se non funziona, può essere bellissimo quanto vuoi, spero naturalmente di farlo speriamo, può essere bellissimo quanto ti pare, ma se al regista non piace, e al regista presumibilmente non piace perché non funziona, non è, o meglio dire, non è in funzione del progetto cinematografico, beh, il regista mi dice: oh, caro Andrea, guarda, no, qui non va, devi ritornare su questo non funziona, devi correggere, devi togliere. E io al regista dico: beh, senti un attimo, ti piace questa possibilità? Che ne pensi di questa cosa? Cioè, ecco perché il cinema è meraviglioso, straordinario, è un'esperienza di solidarietà, di fratellanza, tra virgolette, che il compositore genera con gli addetti ai lavori. Il regista, innanzitutto, produttore, che alcune volte interviene naturalmente a sentire i temi, eccetera. Tutto ciò, scusate se mi dilungo, mi permettete di... Sì. Ok, vai allora, tranquillo. Allora, tutto ciò comporta nel compositore che ogni nota che lui scrive fa una differenza enorme. Il compositore, io quando mi metto al pianoforte o scrivo anche a mente, eccetera, so bene la responsabilità che ho. È come quando si vive, appunto, uno va per esempio in un ristorante di classe, quanto vi pare, bisogna essere perfetti, composti, osservare, cioè delle regole, tra virgolette, o chiamiamoli regolamenti, ancora mi preferisco questa parola, laddove il regolamento sintetizza un insieme appunto di regole. Ecco, mi metto sulla partitura, vedo il film, mi faccio influenzare da tanti dettagli, da una scena, un movimento di macchina, i personaggi, la storia, il senso, la drammaticità, la gioia, la felicità, l'allegria, il sorriso. Tutto ciò entra in me e tutte queste informazioni, questi elementi entrano in me e interagiscono tra loro, per cui questo mi porta come secondo step a fare delle proposte. Ma io non mi illudo mai. Tutto ciò che propongo io in questo dibattito con un interlocutore, un addetto ai lavori, io non mi illudo mai che la prima sia quella giusta, perché chi fa così
non ha capito niente. E ve lo dico guardandovi negli occhi. Bisogna essere umili, seriamente umili. Bisogna serenamente dire: va bene questo, può essere diverso da quello che è. A se stessi, Andrea, io spesso mi dico: oh, pronto? Oh Andrea, ciao, oh, ma sei sicuro proprio di questo pezzo che hai scritto? Può essere migliore? Ci penso 200 volte, 20.000 volte. 20.000 volte, perché comporre è difficile, se non impossibile. A voi la parola adesso. Dopo questo aggettivo mi aspetto una domanda a te la fa da un compositore, perché lui è compositore. Allora, io una cosa che chiedo, che mi viene, perché abbiamo preso in esame, Morricone, è una parte, no, del lavoro, che è quello appunto della composizione, ma ahimè nell'ambito cinematografico poi esiste la famosa post produzione, dove a volte il musicista c'è, a volte non c'è. Alludo al montaggio, al rapporto quindi del musicista con il montatore, che è una fase delicatissima, no? Cioè, nel senso, sposti di 2 frame la musica e cambia il senso, o eccetera. Con questa fase, con quella del montaggio, che rapporto ha? È un rapporto importante, perché, grazie a questa domanda, perché il montaggio è, a mio avviso, oggi un tema del film. E per tema non intendo un tema musicale, evidentemente, ma il montaggio è importante quanto la storia del film. E alcune volte è solamente attraverso un montaggio che si esprime una storia. Considero quindi assolutamente giusto quello che dici, che spostare la musica di 1, 2, 3 frame già crea una grande differenza. E sta di fatto che, facendo una considerazione generale, tout court, sulla musica di oggi, un tema musicale generalmente, come qualche volta ho scritto, perché secondo me ho fatto troppi pochi film, lo dico proprio così, ho fatti 40, pochissimi, zero, quindi praticamente non ho fatto niente, io nella vita non ho fatto niente. Vabbè, su questo no, proprio non ho fatto, mi sono girato, sto sempre in vacanza, sono stato. Allora in vacanza, allora tra una vacanza e l'altra, qualche minuto mi sono dedicato alla musica. La cosa è che il tema, non hai tempo oggi, con il montaggi di oggi, di fare un tema che dura 1 minuto e 40 secondi. È un po' difficile, perché purtroppo non ci sono. È cambiato, il cinema è molto più. Ma io dico tutte cose che voi già sapete, ma perché mi state a fare questa intervista? Allora, è chiaro che oggi il cinema è stato influenzato dai clip, dalla pubblicità. Molti registi vengono dal campo della pubblicità, per cui il montaggio è velocissimo, a beat, eccetera. Quando c'è il piano sequenza, naturalmente facciamo delle bellissime melodie stesse, bellissime divagazioni. Ecco, chiaramente il piano sequenza crea è il tempo reale, appunto, in cui avviene l'azione. Interessantissimo questo. E allora ci sono, posso che citare De Palma, per esempio, Intoccabili, e vai. Oppure, per esempio, non so se avete visto un film famoso, importante, l'Arca, si intitola il regista russo. Esatto, il regista russo. È fatto, la tecnica del piano sequenza è dipanata in maniera importante. Sta di fatto che pare di aver risposto alla tua domanda. Voglio tornare un attimo perché avevo fatto secondo me una cosa carina, vai. Su cui desidero ritornare. Questo rimpallo. Ritornare, perché qui purtroppo quando ho fatto. Allora, ecco, io ho un problema, adoro gli intervalli musicali, tutti quanti sono buoni, bisogna saperli scegliere. Allora qui in questo caso c'è questa nota che
non importa quale, ma secondo la scuola, chi ha scritto questo brano purtroppo è un genio, perché la scuola appunto dice, la scuola dice che m'hanno spesso a scuola mi mandavano i vocali, mentre i vocali con WhatsApp, oh Andrea, io facevo sì, pronto, non si fa sta cosa, purtroppo non si può appoggiare la quinta di un accordo con il semitono. Oh, io facevo sempre, non sai quanto mi hanno ripreso su questa cosa, io ho questo problema e mi piaceva questa cosa qui, e mi hanno, infatti molte volte agli esami bocciavo perché ripetevo questo tipo di mi hanno bocciato vari esami, e poi alla fine ci sono stato attento, ho dovuto proprio starci proprio attento, e alla fine ho superato l'esame. Sta di fatto che gli esami non finiscono mai. Le prove nella vita non finiscono mai. Chi pensa di non andare incontro a una prova il giorno di domani, dopodomani, le prove non finiscono mai. E questo vale per tutto, non solo la musica. Tornando alla musica, superai l'esame. Sta di fatto che dopo qualche anno ho aperto una partitura. Non vi dico di chi, perché un grosso compositore. E c'era un passaggio tipo questo, una roba tipo questo. Ha fatto questo grosso compositore, perché a me a scuola mi bocciava? Mi hanno bocciato tante volte. Allora sono tornato a scuola e ho detto, oh, ma guardate, questo ha fatto anche questo. Erano occupati con altre cose. Hanno detto, beh, maestro, guardi, poi Andrea, magari ne parliamo in un altro momento. Poi questa cosa non l'ho più seguita, ma ho poi fatto ulteriori approfondimenti e ho visto anche, per esempio, un'importante sinfonia, no? Di un compositore che io adoro, e quando ne parlo mi commuovo, perché lo so, per tante ragioni che non vi dirò, naturalmente. Qua abbiamo un po' di tempi, sono sempre stretti, quindi ma il nome, no, il nome dimmi il compositore almeno. Svelaci almeno questa tua allora, no, vi dico solo, vi d'ascolto. posso dirigere, se volete, la sinfonia, vi accenno un po' alla cosa. Allora, Vai. questo è il tema. Allora, poi lo accendo al pianoforte. Vai. Un secondo.
quello Io che faccio intanto così, Intanto- però. anche perché scusatemi, la tua emozionalità ce l'hai non trasmessa. so suonare. Allora, purtroppo io non, lo dico veramente, suonare il pianoforte è un'altra cosa quello che faccio io, però il pianoforte lo suono, mi ci diverto, ma non è possibile definirmi pianista. Non mi definirò mai pianista, perché non oso immaginare chi suonerà il mio concerto per pianoforte orchestra, quello che sto scrivendo. Ok, allora, questo compositore è la Sinfonia 40, a questo punto lo posso dire, Wolfgang Amadeus Mozart. Allora, siamo in una situazione un po' leggermente diversa da Bach, dove Bach appoggia la quinta sul tempo semiforte della battuta, siamo in 2 quarti, in 4 quarti Mozart l'appoggiatura della quinta si gioca nella frazione del secondo quarto, sono infatti 2 ottavi. Allora, questo poco importa, non è importante, ma è importante per chi la suona e per chi la dirige questa musica, perché quello che io devo chiedere ai primi violini e ai secondi violini, che non a caso sono, in questo caso, sono a ottava, e viole divise, celli a 2, celli e contrabbassi a ottava, spaziale, un equilibrio incredibile. Bisogna dare l'attacco alle viole, chiedere un colpo d'arco alle viole, che sia il motore poi di tutta la sinfonia, il primo movimento, bassi in una certa maniera, ma come vanno suonate quelle note dei primi e dei secondi? Ecco, la sinistra, come si muove la sinistra, vibrato, accento di sinistra, varie cose che non vi dico perché sennò mi prendete tutti i segreti. Vabbè, io i miei segreti non ve li do. Se mi volete che vi io chiedo i segreti, mi dovete invitare a mangiare una pizza, minimo, Ok. minimo. Però io non ci vengo. Questa ci Vai. andiamo dopo. Noi. Ci vengo solo pochissimo ci vengo. Ora, grazie naturalmente dell'attenzione. Ora, questi elementi purtroppo li dico perché un certo Monteverdi, Claudio Monteverdi, quando ha scritto il 9° libro dei madrigali, non è che gli hanno fatto l'hanno scocciato un po', perché c'erano i famosi puristi, quelli che poi sarebbero stati appunto l'Accademia della Crusca, che non ci frega niente della Crusca, laddove un'ipotesi di italiano che contempla la perfetta e l'eleganza di una parola, di un insieme di parole, di un discorso, non deve essere in contrasto con un contenuto autentico che Monteverdi aveva. Laddove è solo forma, non ce ne frega niente. A me non me ne frega niente. E di questa dichiarazione ne pago le conseguenze. Se volete, aspettatemi qui fuori, intanto io esco dalla porta segreta. Allora sta di fatto che quello che interessa è il contenuto che si coniuga con una forma, la più bella, la più espressiva, la più garbata, perché c'è un contenuto. In questo caso forma e contenuto devono andare insieme, perché se prendo la quinta di Beethoven, faccio un esempio che nomino a fatica perché ho tale rispetto per Beethoven che sono gelosissimo. Se tu prendi il primo movimento, basta, tutti KO davanti a un esempio di sinfonia che riflette la forma sonata e quindi presenta 2 temi come da scuola, ma la sintesi, la compattezza di questo primo movimento è straordinaria, ma va suonata bene questa quinta di Beethoven, perché se la suoni normale è normale, e va suonata invece con quell'intensità. Beethoven, quando ha scritto la quinta, lui conosceva benissimo
la prosodia classica. Allora, è inutile che io dica che è evidente che in questo accento c'è la conoscenza l'anapesto. L'anapesto non è una salsa che si mette sulla pasta, appunto, ma è il riferimento a un importante metro della poesia greca, che poi arriva naturalmente anche a Roma, come molte altre, naturalmente, molti altri metri, appunto. Ora, l'anapesto sono 3 sillabe con un accento lungo. Beethoven dice, cioè, queste 3 crome del tema non si possono fare ta 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 in diminuendo, no, devono essere tutte uguali, ma devono essere direzionate alla nota di risoluzione. Quando lui espone 4 note ha già fatto tutto il tema e lavora poi attraverso degli espedienti. Punto. Puntini, 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 cedo la parola. Grazie dell'attenzione, scusate se mi dilungo, ma se devo fare un discorso di un certo tipo... No, ma a me piace molto questa tua vigoria. Poi semmai hai tagliato questa parte. No, io però una cosa la devo andare a chiudere questa disamina. Quindi mi piace tantissimo. si può pensare che la storia della composizione è il frutto anche di forze che si contrappongono, da una parte il purismo, l'accademicismo e dall'altro il forzare su certe regole. E tant'è vero, se tu prendi l'Orfeo Euridice di Gluck, chapeau. Gluck è anche uno che si è trovato in difficoltà al suo tempo, perché lui con l'Orfeo Euridice scrive un capolavoro assoluto, ma non era l'unico in quel momento in Francia che si dedicava alla musica per il teatro, e non gli hanno fatto tanto, certe volte li hanno un po' scocciato, è stato un po' criticato. Ti risulta questo? Ecco. Monteverdi anche ha scritto nuovamente Combattimento di Tancredi e Clorinda. In quale maniera? Parliamo lui faceva. Ora però vorrei un attimo fare un esempio della mia attività, perché sennò ci dilunghiamo nella storia e invece no, bisogna... A me interessava anche sapere, a noi due interessava sapere anche come tutta questa tua vigoria, questa passione, anche questo anticonformismo, questo anche un po' andare contro la forma per comunque trovare una tua forma personale che comunque assembli tutte queste tue conoscenze e queste tue passionalità, perché hai una forte passione che la trasmetti. Dico che io ogni tanto ho avuto anche chiedo scusa, i brividi, ma no, ma è giusto così. Tu ma soprattutto come la dimostri, come la esponi anche quando sei anche in concerto, quando porti la tua musica, porti la musica di altri, ma soprattutto come veramente ti rapporti con queste anche forme di quasi di contrasto, di anticonformismo, di andare contro la forma in sé. Io vi devo dire in verità, non mi piace parlare molto, parlo il meno possibile. Quello che contano sono i fatti, quello a cui do importanza sono i fatti. Verum ipsum factum, vabbè, vi cito un altro importante filosofo, un certo Giambattista Vico, che enuncia questo principio che poi sarà sviluppato dal positivismo, notate bene, che è un fenomeno invece che si sviluppa in Inghilterra, ok? Che poi porterà naturalmente alla rivoluzione industriale, il positivismo. Ora, nell'arco naturalmente, sto parlando di 5 secoli naturalmente di sviluppo eccetera, che naturalmente poi è inframmezzato tanti altri fenomeni. Ora, tornando al discorso mio, dove mi sento un po' più naturalmente, credo che sia il caso anche di parlare un attimino di me, in musica e di te soprattutto, perché un pochino veramente vi ringrazio di questa attenzione, di questa volontà di seguirmi, voi che siete appunto
a casa, state magari dedicate un po' di attenzione a quello che dico. Sono pensieri, sono spunti di riflessione. Non mi permetterei mai di considerarmi uno che sa tutto, c'ha la verità qui in tasca, manco per niente. Chi pensa così, beh, meglio che se ne va da un'altra parte. La verità, se è da qualche parte, è nella ricerca di questa. E questa ricerca può effettuarsi solamente attraverso il dubbio, attraverso un'autocritica feroce. Allora, vi suono ora un tema che io scrissi un giorno. Vi garantisco che pure questo tema che ho scritto mi è venuto abbastanza spontaneo. Poi, quando sono andato ad armonizzarlo, mi è parso abbastanza giusto quello che ho fatto. Allora, ecco, questo tema assistiamo allo stesso fenomeno per cui io mi sono per suonare questo tema ci ho pensato 2 volte, ho detto meglio che vi porto un esempio di Beethoven e di Mozart, perché così nessuno può dire niente, nessuno può dire niente. Sta di fatto che nelle tecniche di armonizzazione, come insegnano i più bravi jazzisti, e qui chapeau al fatto che i conservatori hanno aperto le classi di jazz, sono fondamentali. Purtroppo quando uno scrive, lo dico, do un consiglio, uno ve lo do pure gratis, non vi preoccupate, ok? Vi do un consiglio: quando scrivete gli accordi non è che bisogna scrivere tutti i suoni dell'accordo, no, qualche volta sì, ma non sempre. In questo caso, naturalmente, io non metterò mai la quinta dell'accordo, che è il secondo accordo che ho suonato, non la metterò mai nell'accompagnamento, perché la nota che appoggia appunto nella melodia, la nota che viene dopo, crea già un accordo, ma è un accordo che fa parte di un campo armonico, e nella misura in cui fa parte di un insieme e appartiene a un contesto, mi permette di fare questa melodia. È un bellissimo consiglio questo. Vai, mi raccomando, tu. Poi accettiamo bonifici, vediamo poi l'Iban di Andrea Morricone. No, io poi faccio un forward, perché io non ho, ecco, la cosa importante, a me non mi serve niente, mi serve poco, e in questo è la mia libertà. Secondo me l'uomo libero è quello che alla massima espressione. Sì, cioè non ho bisogno, mi serve poco per vivere. La gioia, la felicità è fatta di poche cose,
Qui mi viene in mente Virgilio, no? Le ecolo bucaio, dice il lavoro della terra, questi contadini che lavorano la terra, eccetera, eppure sono felici. Cavolo, Virgilio, sono felici a lavorare la terra. Oggi la terra qui non sta, mi dovete spiegare, qui ne vedo poca di terra, e vedo anche forse c'è una difficoltà a recuperare questa qualità degli uomini, degli esseri umani, degli individui, che poi a un certo punto arriva un certo Rousseau e ti dice: oh, l'uomo ha bisogno di questo, questo e questo. Puh, esplode la rivoluzione francese e vai. Mi ricorda che Hermanès era uno che è diventato anziano e il suo più grande scopo della vita era fare il suo orticello che c'aveva fuori casa, e lui passava le ore lì a fare questo, e quindi è esattamente sì. appunto il concetto, e lo rendeva felice, quindi Io trovo molto importante anche, adesso sto un po', visto che conosco qui il padrone di casa, è mio amico da tanto, questo studio, quindi sono abbastanza rilassato e mi permetto, diciamo, queste digressioni, però vi garantisco che non sono sempre così. Ci tengo a dirlo. Anzi, approfittiamo Ci tengo a dirlo. La cosa che raccomando generalmente, colgo l'occasione, questa opportunità per dire: bisogna dedicarsi allo sport. È una cosa ovvia quella che dico, scusatemi, ma ognuno di noi deve fare un'attività sportiva, dedicarsi allo sport, al movimento, a passeggiare. Non si può pensare solamente a mangiare, che mangio stasera, che mangio a pranzo. Permettetemi la battuta, mangiare di meno e invece dedicarsi un pochino di più all'attività fisica, di tutti i tipi, naturalmente benissimo passeggiare, correre, tutti i bellissimi sport che ci sono, che ci permettono di ricaricarci.